Dopo oltre 2 mesi il Siracusa, rigenerato dagli innesti dicembrini di Pettinato, Privitera e Iraci, torna a vincere fuori casa e lo fa battendo a domicilio il Rocca Acquedolcese, quarta forza del campionato. Si parte con un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del padre del direttore generale del Rocca Acquedolcese, Sergio Mezzanotte, scomparso qualche giorno fa. Ed è proprio la squadra di casa a rendersi minacciosa dopo 6 minuti con il destro di Scolaro che trova il decisivo intervento di Ababei. Il Siracusa risponde un minuto più tardi con Maimone che da pochi passi manda sul fondo il cross di Ficarotta. Al 21esimo altro squillo del Rocca Acquedolcese con il tentativo mancino di Chidichimo, ben controllato in tuffo da Loris Genovese, ma al minuto 36 è il Siracusa ad avere la palla del vantaggio. Montagno però calcia incredibilmente sul fondo da 0 metri l'invito del solito Ficarotta. Nella ripresa parte forte il Rocca Acquedolcese che dopo un minuto la potrebbe sbloccare con Paolo Genovese, ma il suo sinistro ravvicinato è prontamente disinnescato dal portiere. Poi però il Siracusa inizia a spingere dopo il colpo di testa di Palmisano al 51esimo, prontamente deviato in angolo da Caserta, e la botta mancina di Montagno 3 minuti più tardi che si perde a fil di palo. Gli azzurri la sbloccano al minuto 63 quando il cross dalla sinistra di Ficarotta non viene controllato da Caserta, con la palla che sbatte su Savasta e si insacca in rete per il vantaggio ospite, mentre per l'attaccante Aretuseo si tratta della nona rete stagionale. Insiste il Siracusa che al minuto 78 reclama anche un calcio di rigore sul neoentrato Beniraci, ma il signor Melodia lascia giocare. Il Rocca Acquedolcese non ci sta e nel finale tenta il tutto per tutto, ma anche l'invito di Paolo Genovese per Peppe Mazzuff trova la decisiva uscita di Loris Genovese. Così, proprio allo scoccare del 90esimo minuto, il Siracusa mette il risultato al sicuro quando l'esperto Carmine Giordano raccoglie il cross dalla destra di Palmisano e da pochi passi batte Caserta, facendo così Rocca Acquedolcese 0, Siracusa 2, e per il classe 82 si tratta della prima rete stagionale. Il Siracusa sale in classifica a quota 23 punti e si conferma al quinto posto, mentre i padroni di casa rimangono fermi a quota 24 in quarta posizione.